Buongiorno Italia, guarda che bella inquadratura che ti ho messo. Per chi è nuovo col canale, questo è un dietro alle quinte non collegato agli altri dietro alle quinte che risalgono più o meno a ormai un mesetto e qualcosa fa. Questo perché non ce la faccio come tempi a starci dietro ai video, no? In quanto questa è una puntata di emergenza. Allora, adesso siamo a luglio, no? Caldo, fa caldo, te ne sarai anche accorto, no? Non serviva che te lo dicesse Singano. Leggo sempre più gente che scrive che il frigo non gli raffredda, gente anche con camper nuovi, camper da scale, no? E allora vediamo un attimo brevemente, velocemente di spiegare come funziona il tutto. Allora, caro amico ricreazionale, sai che i veicoli da Singani, ossia i camper e le roulotte, sono dotati di un frigo trivalente solitamente. Cosa significa? È un frigo che può funzionare a gas, solitamente da fermi, a 220, ossia attacchi il camper a una colonnina della corrente o una presa elettrica di casa se hai l'adattatore, oppure a 12 volt che utilizza la batteria del motore però in corsa. Parliamo del gas, ossia la cosa che interessa alla maggior parte delle persone, soprattutto perché è la modalità del frigo che riscalda di più. Riscaldando il frigo, sai che questo vale anche per i frighi di casa, non ti raffredda dentro. Adesso vediamo in ordine di importanza i vari step da seguire per continuare ad avere la roba bella fredda nonostante il caldo torrido. Step numero 1, il più importante di tutti: la parte motore del frigo, ok, il lato dove c'è il frigo, va messo sempre tassativamente all'ombra. Sai che durante la giornata poi il sole si sposta, quindi alla mattina lo metti in un lato, verso il pomeriggio tac, te lo giri dall'altro, e questa è la cosa più importante in assoluto. Seconda cosa, i camper o le roulotte non sono dotati di ventole di raffreddamento per il frigo, stranamente non riesco a capire sta roba. Quindi ti consiglio vivamente o di farti montare il kit già predisposto per i frighi o di comprare delle ventoline e attaccargliele, magari ovviamente come ho fatto io con un pulsantino, in modo che dopo d'inverno per risparmiare corrente le spegni, no? Le ventoline vengono messe nella parte superiore del motore frigo dove c'è una sorta di dissipatore. Queste ventoline devono tutte quante, spero veramente che il vento non mi rovini la voce e le riprese, perché purtroppo ho ancora la Sony RX100 M4, ok, andiamo avanti, ho perso anche il filo del discorso, ok, comunque le ventole devono tutte buttare fuori, non che tu ne metti una che butta dentro, due che buttano fuori o chissà cosa, no, tutte devono buttare fuori. Io, se ti può interessare, le ho posizionate qui, guarda, una, due e una tre. Qua c'è parete perché ho preso 3 griglie, che la mia era tutta rotta, ho preso 3 griglie da 2 euro e ho risolto così, invece di pagare 40-50 euro di quella lì per camper, no? Terzo punto, in caso di emergenza apri anche la parte sotto dove c'è il bruciatore, dove c'è la fiammella. Nel mio caso con le ventole non è affatto calda, quindi io non ho mai avuto necessità di aprirla, però insomma si consiglia di aprire anche questa quando si è fermi ovviamente e se non c'è particolar vento. Consigli della nonna, cioè non di mia nonna, anche perché non se ne intende di camper, ma è un modo di dire, no? I consigli della nonna poi ovviamente è se col camper ci vai in vacanza, stai partendo, intanto vabbè, il frigo acceditelo già un giorno, anche due, fidati prima. Seconda cosa, prima di partire all'interno mettici magari delle borsette di ghiaccio o già la roba da bere già bella ghiacciata che te la sei raffreddata col frigo di casa. In corsa magari puoi usartelo col 12 volt, ossia utilizzando l'alternatore, in poche parole, cioè lui pesca dalla batteria del motore, la quale ovviamente deve essere ricaricata di brutto dall'alternatore del motore del camper, no? C'è chi dice che fa da mantenimento, che non raffresca, e c'è chi dice che il 12 volt gli dà la stessa scarica, diciamo, del 220, no? Perché dentro al frigo c'è un'ampolla, no? Con delle sostanze chimiche, te la spiego proprio brevemente, che tramite reazione chimica appunto, quindi non fisica, non culinaria o altro, più questa ampollina si scalda e più produce freddo all'interno del frigo. Quindi ultimo consiglio, ovviamente, sai che se c'è troppo caldo, soprattutto anche umidità, sai, perché ti garantisco che non è tanto il problema il caldo, il problema è l'umidità, è l'afa che fa andare in mona il frigo. Questo te lo dico perché l'ho sperimentato io.
comunque abbassa la temperatura. Tipo io nel mio frigo 5 livelli, più sali di livello più dovrebbe teoricamente raffreddare, ok. A inizio estate ce l'avevo a 3 su 5 e la roba era ghiacciata. Adesso la roba inizia a essere tiepidina. Cosa ho fatto? L'ho messo a 2 su 5, quindi per assurdo, no? L'ho abbassato e la roba è tornata ghiacciata. È assurdo, ma perché? Perché io qui lo sto utilizzando nel Veneto, che è in una zona lagunare di mare, quindi a Jesolo, no? Che è una zona molto particolare, no? Per l'umidità e l'affa, e quindi sono costretto a fare così. Se hai visto i video, no, di quando ero invece in Francia, c'erano 35 gradi, però il frigo addirittura era a 4, roba straghiacciata, nessun problema e tutto quanto, e non avevo neanche ancora montato le ventole, quindi hai capito? Quindi spero di essere stato chiaro. Se vuoi ricapitoliamo velocemente. Mi raccomando, sempre, ma proprio sempre, il frigo all'ombra. Ventoline, montatele, fidati, spesa minima, ma non butti via dopo tutta la verdura, tutta la roba, e anche la roba bella fredda, un po' di soddisfazione, insomma. In caso di emergenza ti apri anche la botolina dove c'è il bruciatore, ecco che arriva il vento, parti già con la roba ghiacciata, accendi il frigo un paio di giorni prima e non salire troppo di livello. Ok, dalle puntine del mondo qui è tutto, ci vediamo alla prossima. Sì, so che ho fatto un video alla cacchio, però d'altronde le puntine del mondo è un canale un po' così.